Tubercolosi alla scuola elementare di Motta di Livenza, salgono a 10 contagiati, altri 2 nuovi casi accertati, ieri test anche per 100 bimbi della scuola media. Nel tempo in Veneto, nelle prossime ore la fase più intensa del maltempo con pioggia, vento e neve, timori soprattutto per la montagna e la fascia pedemontana trevigiana. 2 auto incendiate nella notte, danni alla palazzina dell'ufficio postale, notte di paura a Saletto di Breda di Piave, l'ombra del piromane. L'autonomia del Veneto, il governatore Zaia a Roma lancia un monito al governo, preintesa subito discussioni in Parlamento, ma il ministro Erika Stefani ammette che nel governo ci sono nodi politici ancora da sciogliere. Al via venerdì il servizio Airbus, la navetta che collegherà l'aeroporto Canova al centro di Treviso, sistema di biglietti unici per più giorni per garantire maggiore fruibilità. Doppio argento nel nuoto per la trevigiana Marina Vettoretto ai mondiali Special Olympics di Abu Dhabi, festa grande a Costa di Maser. Stanno diventando una sorta di mascotte di Ponte Dante in pieno centro città, Treviso, testimone della vita cittadino, la simpatica famiglia di Folaghe. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in apertura l'aggiornamento sulla vicenda del focolaio di tubercolosi a Motta di Livenza, nella scuola elementare di Motta di Livenza. L'aggiornamento vede altri 2 contagiati, 2 bambine contagiate, quindi salgono a 10 i casi, mentre si attende l'esito nei prossimi giorni del test anche per i 100 bimbi che hanno fatto il test Mantù alla scuola media. Altre 2 bambine ammalate di tubercolosi, sale a 10 il numero di casi di TBC alla scuola elementare di Motta di Livenza. Alle 2 maestre e ai 6 bimbi si sono aggiunte altre 2 alunne risultate positive al test di Mantù, la nuova notifica di tubercolosi dopo un lungo percorso di approfondimento diagnostico. Che erano negativi al gastroaspirato, cioè alla ricerca del bacillo di Koch nei succhi gastrici. Ricordo che questi sono bambini asintomatici, cioè che stanno bene, e che sono invece risultati, diciamo, positivi, se così si può dire, agli approfondimenti mediante TAC, cioè hanno delle evidenze polmonari di impegno legato appunto al bacillo di Koch, chiuse, quindi senza capacità infettante. Entrambe le bambine ora saranno sottoposte a terapia multifarmacologica. Intanto ieri sono stati eseguiti oltre 100 ulteriori test agli alunni di prima media che l'anno scorso frequentavano la primaria di Motta, ad alcuni insegnanti in servizio lo scorso anno, ora trasferiti, e a 4 scrutatori che lo scorso maggio hanno lavorato al seggio di Motta di Livenza assieme alla maestra individuata come caso indice, quello cioè dal quale è partito il contagio. I risultati di questi ulteriori test si conosceranno venerdì. La lettura, ieri appunto test Mantù, che prevede la lettura dopo 72 ore, la lettura la eseguiremo venerdì pomeriggio. Di questo renderemo conto quindi sabato mattina nella riunione pubblica con i genitori che faremo al Palasport di Motta, presente il professor Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel frattempo nella scuola è stato aperto lo sportello informativo gestito da personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2, mentre continua ad essere attivo il call center dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. E adesso l'ondata di maltempo in arrivo, già un po' oggi il fenomeno della pioggia, ma è nelle prossime ore che preoccupa soprattutto con venti forti, abbondanti piogge e anche neve nelle zone montane. Dalla tempesta di fine ottobre, lo ricorderete, non aveva più piovuto ed anche stavolta trema, soprattutto la montagna, ma anche nella zona della pedemontana trevigiana ci sono timori. Piogge abbondanti, vento forte, nevicate, colpo di coda dell'inverno per il passaggio di un'estesa perturbazione che già da stasera interesserà il Veneto con precipitazioni a tratti anche molto intense. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, stato d'attenzione per criticità idraulica ed idrogeologica sulla rete principale e secondaria dalle 8 di domani, giovedì 4 aprile, alle 14 di venerdì, in particolare sulla fascia montana e pedemontana.
C'è qualche preoccupazione perché dopo tanto tempo di mancanza di pioggia ora il terreno sarà costretto ad assorbire una quantità, come dicevamo, significativa di pioggia, c'è il rischio che non riesca a riceverla e quindi la farà scorrere via e potrebbe creare questo qualche problema. La fase più intensa di quest'ondata di maltempo sarà tra il pomeriggio sera di giovedì e le prime ore di venerdì, timori soprattutto per la montagna dove sono attesi quantitativi di pioggia dagli 80 fino ai 180 mm, localmente 200 su Prealpi e Dolomiti centro-meridionali, copiose le nevicate con accumuli fino al metro e 30 in quota, emesso anche un avviso di criticità valanghe con allerta gialla a partire da domani, previsto anche vento forte su tutto il territorio veneto. A questo proposito c'è un aggiornamento perché il direttore della Protezione Civile della Regione del Veneto, Luca Soppelsa, in serata ha inviato una comunicazione a tutti gli enti competenti contenenti ulteriori raccomandazioni di protezione civile a integrazione delle prescrizioni emesse nel pomeriggio. La comunicazione, ha spiegato l'assessore regionale della Protezione Civile Bottaccina, è stata indirizzata agli enti delle zone omogenee della provincia di Belluno, della Pedemontana di Vicenza e di Treviso, oltre che a prefetture, vigili del fuoco ed enti regionali. Abbiamo precisato che in seguito agli eventi di fine ottobre 2018 il territorio ha subito profonde modificazioni che hanno alterato la capacità di risposta agli eventi meteorologici, come diceva il generale Iannicelli nel servizio, e quindi tali mutate condizioni non consentono di prevedere con sufficiente accuratezza gli effetti al suolo relativi al rischio idrogeologico. In generale, precisa Bottaccina, è prevedibile che i territori interessati dai fenomeni siano interessati da fenomeni di dilavamento, seppur superficiale, maggiori di quelli normalmente attesi a fronte di un evento di analoga intensità, determinando una maggiore suscettibilità all'innesco di frane. Altro elemento importante, quindi c'è una massima attenzione soprattutto nelle zone colpite dalla tempesta Vaia, ovviamente, e se avete seguito il telegiornale del Veneto avete visto anche una raccomandazione, insomma, importante a tutti i cittadini da parte del sindaco di Belluno. A questo proposito però c'è da definire un altro elemento. Sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini allarmati perché in alcuni siti stanno girando le notizie, delle notizie allarmanti e delle notizie secondo le quali in Veneto domani sarebbero chiuse le scuole. Ecco, questa si tratta di una fake news, di una fake news in questo caso. Abbiamo chiesto ovviamente lumi alla Regione, all'assessore della Protezione Civile, che ovviamente ci ha detto non è così, quindi se vedete, questo è un consiglio che vi diamo, insomma, se nella rete vedete questi avvisi con l'allarme di scuole chiuse domani in Veneto, non è così. Le scuole non restano chiuse domani in Veneto. Ecco, questo anche per tutti coloro che ci hanno chiamato segnalandoci di queste notizie che girano un po' in rete, purtroppo spesso quando ci sono queste forme di allerta e che è stata predisposta dalla Regione, ma è un'allerta insomma di massima attenzione, ma non c'è la previsione di chiusura di scuole. Allora, adesso andiamo avanti e torniamo a parlare di cronaca e parliamo di un incendio di due auto con l'ombra del dolo ed effetti anche importanti per i servizi di Saletto di Breda di Piave. La tua macchina prende fuoco, io sono andata fuori dalla terrazza, vista e scoppiava, era tutta anche l'altra piena di fuoco. Non c'è più coscienza, non c'è più rispetto, non c'è più niente a sto mondo. L'incendio nella notte sconvolge e fa paura ai residenti di Saletto di Breda di Piave. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono sprigionate alle 2 di notte ed in pochi istanti hanno distrutto 2 automobili, una Fiat Punto e una Station Wagon, posteggiate di fronte all'ufficio postale. L'elevata temperatura sprigionata dall'incendio ha fatto scoppiare la vetrata della filiale, che resterà chiusa per almeno 3 giorni. Distrutto il condizionatore, praticamente liquefatte le luci esterne. Danni anche alla palazzina vicina, dove abitano i proprietari delle auto divorate dalle fiamme. La porta a vetri all'ingresso è esplosa, i campanelli si sono letteralmente fusi. Un incendio apparentemente senza spiegazioni per la moglie del proprietario della Fiat Punto. E comunque qua andiamo tutti d'accordo, fortunatamente siamo un condominio che va tutti d'accordo, non è che siamo uno contro l'altro. Difficile pensare che si possa trattare di un'autocombustione. Cioè le macchine prendono fuoco così. Era ferma da un po' di tempo. Di sera alle 7?
cioè, quindi comunque macchine non prendono fuoco, cioè, me l'hanno detto anche i carabinieri, non prendono fuoco così facilmente. I vicini di casa, quando hanno sentito i forti boati, hanno chiamato ripetutamente le forze dell'ordine, che subito sono intervenute, senza però trovare nulla di anomalo. La preoccupazione però rimane tra i residenti, tra loro anche l'imprenditore Remo Mosole. Siamo preoccupati, a Saletto usare macchine? Non andiamo bene. Se cominciano da fuoco le macchine, vuol dire che c'è qualcosa? I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 5 di stamattina per riportare tutto alla normalità. Sul posto anche i carabinieri e nel corso della mattinata gli investigatori del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Treviso. Si ipotizza che il rogo sia partito dall'appunto, forse a causa di un cortocircuito, e che il fuoco si sia propagato alla seconda auto. Parliamo di prevenzione, ma sempre in ambito di cronaca. Dall'estate scorsa è attivo il servizio, una app U-Poll, per rivolgersi soprattutto da parte dei ragazzi più giovani alla polizia per le segnalazioni. Ebbene, il bilancio parla di almeno 3-4 segnalazioni alla settimana, la questura di Treviso. Adescata da un ventenne che poi la minacciava di pubblicare sui social delle sue foto carpite con l'inganno, una ragazzina di 15 anni è riuscita a far arrestare il suo aguzzino segnalandolo attraverso la nuova app della Polizia di Stato, un risultato particolarmente importante che porta la Polizia di Treviso a rinnovare l'appello soprattutto ai più giovani ad utilizzare il nuovo strumento particolarmente caro ai ragazzi, ai quali si rivolge prevalentemente per accendere i riflettori su episodi di bullismo e spaccio a scuola. Dall'entrata in funzione dell'applicazione U-Poll lo scorso maggio sono state diverse le segnalazioni ricevute nella Marca, una media di 3-4 alla settimana e relative quasi esclusivamente al piccolo spaccio e al consumo di stupefacenti, segnalazioni corredate nella maggior parte anche da foto. Possono inviare delle segnalazioni prioritarie alla sala operativa del 113, inviando anche, se necessario, un breve messaggio di testo e anche allegando delle fotografie che ritengono utili ovviamente a richiedere l'intervento della volante. L'applicazione si può scaricare gratuitamente sullo smartphone ed è utilizzabile registrandosi o anche rimanendo anonimi. Il sistema, utilizzando la geolocalizzazione del cellulare, individua il luogo di provenienza della segnalazione così da consentire il pronto intervento delle volanti. L'app è nata soprattutto per le segnalazioni dei ragazzi, ma può essere utilizzata da tutti. L'idea di combattere i fenomeni di bullismo e di traffico di sostanze stupefacenti all'interno delle scuole, però ovviamente può essere sfruttata da tutti i cittadini per garantire una miglior sicurezza della propria città. Una finestra adesso sull'autonomia, la apriamo con il prossimo servizio. Il governatore del Veneto Luca Zaia a Roma per 2 appuntamenti nella giornata, ha lanciato un monito importante al governo, ma poi è arrivata anche l'ammissione da parte del ministro Erika Stefani. Ci sono, ha detto, dei nodi politici da sciogliere. Oggi chiediamo ufficialmente che il governo si decida a battere un colpo e incardini il provvedimento in Parlamento. Incardinare il provvedimento vuol dire portare i contratti, cioè le intese delle regioni che erano già predisposte, le prime 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in Parlamento e quindi si voti. Governo, batti un colpo. Luca Zaia a Roma in doppia missione. Prima il vertice con il ministro Erika Stefani per aggiornare il percorso dell'iter assieme a altri 8 governatori, tra chi ha già chiesto l'autonomia e chi è in procinto di chiederla, sull'onda di Veneto, Lombardia ed Emilia. Poi in audizione alla Camera, commissione sull'attuazione del federalismo fiscale, per ripercorrere la storia di una sfida nata dal referendum dell'ottobre 2017 e ribadire: ora i compiti per casa sono fatti, si passi al Parlamento, ma con una preintesa. Non si può più aspettare. Nello stesso momento però è proprio Erika Stefani ad ammettere che l'impasse esiste, concreta. Ad oggi, spiega il ministro per gli affari regionali alla fine del vertice, non sono stati sciolti i nodi politici su alcune richieste delle regioni relativamente ad alcune materie. Sono nodi politici che devono essere analizzati e sviscerati. Ad oggi non ho una rappresentazione univoca. Sono temi importanti, dalle infrastrutture alla scuola, ed è corretto vi siano giusti tempi di elaborazione. Nodi politici dunque, ma il Veneto scalpita, non vuole più attendere. Lo spiega bene Zaia in un passaggio dell'audizione quando racconta di una regione ormai abituata a convivere fianco a fianco con regioni a statuto speciale. Sappada se n'è già andata dal Veneto, e di questo passo rischiamo di garantire lo sbocco al mare al Trentino Alto Adige, che oggi non ce l'ha. Quindi è un'esigenza concreta, geopolitica del Veneto,
è storica, è identitaria. Un'audizione che tuttavia, almeno da parte del Partito Democratico, non soddisfa. Ci lascia ancora forti perplessità e dubbi sul percorso che si vuole adottare, commentano Gianmario Fragomeli e Roger De Menec, componenti PD in commissione. Non offre nessuna chiarezza, continuano sul ruolo di province e comuni, rimandando qualsiasi decisione a dopo l'eventuale approvazione della riforma. Zaia però guarda avanti, siamo da sempre nell'alveo della Costituzione, ma fa intendere la pazienza si sta esaurendo. È giusto che il Parlamento ne discuta, è altrettanto sacrosanto che il Parlamento affronti il tema, quindi si potrebbe tranquillamente firmare una preintesa subito con il Governo, incardinarla nella discussione parlamentare, dopodiché acquisire osservazioni, considerazioni, mozioni e cercare di accogliere tutto quello che è accoglibile e formulare un'intesa che poi verrà inviata per il sì o per il no. Torniamo alla cronaca, lo shock per la società sportiva Calcio Conegliano 1907, in lutto per la scomparsa tragica e improvvisa del presidente Dario Dallanese, stroncato a soli 48 anni da un malore improvviso. Ad annunciare la morte del dirigente è stato proprio lo storico club calcistico coneglianese nella sua pagina ufficiale. La tragedia è avvenuta la scorsa notte, è stato colpito nel sonno da un infarto che non gli ha lasciato scampo. A trovarlo la madre stamane nel letto di casa. Inutile la disperata chiamata ai soccorsi. Dallanese era alla guida del calcio conegliano dal 2013. In città adesso a Treviso per la presentazione dell'atteso Airbus, la navetta che collegherà l'aeroporto di Treviso al centro città. Navetta di collegamento tra l'aeroporto Canova e la stazione di Treviso in funzione dal prossimo 5 aprile. Il nuovo servizio, che diventa finalmente realtà, voluto da Comune, azienda di trasporti MOM e AR3, consentirà ai viaggiatori di andare e tornare dall'aeroporto senza dover prendere i bus di linea. Troveranno a disposizione la navetta ogni mezz'ora fuori dalle porte automatiche dello scalo di San Giuseppe, dalle 6:23 del mattino alle 22:10. Sarà un servizio sperimentale che avrà la durata di 6 mesi. Abbiamo introdotto anche delle novità che sono il biglietto a 2 giorni a 3,50 €. Questo permetterà sia l'utilizzo della navetta sia ovviamente la possibilità di avere la libera circolazione sul servizio urbano e suburbano di Treviso per 2 giorni. Abbiamo introdotto anche il biglietto a 5 € per 3 giorni e questo sempre con validità nel Treviso, Comune di Treviso e i comuni di prima cintura. E a stretto giro in questo meccanismo entrerà anche Trenitalia con un biglietto unico utilizzabile su gomma e ferrovia. Il vice sindaco Andrea De Checchi punta a trasformare Treviso in uno snodo strategico del Veneto orientale. Non esito a definirlo un passo epocale, perché avere una splendida città e avere un'autostazione e non riuscire a vederli efficientemente collegati è davvero qualcosa che fa perdere di appeal alla nostra città. Nella nostra idea di riuscire ad essere sempre più accattivanti per un pubblico che vuole venire a visitare Treviso era necessario ed indispensabile avere questo collegamento con l'aeroporto. Nessun aggravio di traffico per la Nualese, anzi, quanto alla passerella aerea attesa per eliminare il semaforo pedonale di fronte al Canova, l'amministrazione ha chiesto a Save di accelerare. La previsione è quella di completare nell'anno in corso la progettazione per dare il via ai lavori nel 2020. E intanto del futuro del teatro comunale nel dopo Fondazione Cassamarca ha parlato il sindaco Mario Conte. Con lo stabile del Veneto si sta definendo l'ingresso di Treviso come socio nel circuito regionale a costi superiori rispetto al passato. Immaginare il teatro comunale di Treviso proprio in un palcoscenico nazionale e messo e affiancato a tutti i migliori teatri d'Italia, credo che debba essere motivo di grande orgoglio per i trevigiani e per tutti coloro che verranno a produrre cultura a Treviso, quindi io sono assolutamente soddisfatto. Il sindaco Conte promuove il piano industriale del teatro comunale Mario del Monaco, presentato all'amministrazione di Cassugana dallo stabile del Veneto. Treviso entrerebbe come socio nel circuito regionale, contando anche su un proprio rappresentante nel consiglio d'amministrazione, andando incontro a costi superiori a quelli sostenuti dal comune con la gestione di fondazione, 180.000 euro a cui si sommavano circa 250.000 di contributo regionale. Oggi ci viene chiesta un contributo per aderire
come soci ordinari al Teatro Stabile, lo stiamo quantificando con il Presidente Beltotto, faremo un ragionamento anche con la Regione Veneto e dopo, una volta che le cifre saranno definite, noi entreremo ufficialmente nel Teatro Stabile. Spendere di più per avere però più eventi, dice Conte, e soprattutto salvare una realtà importante e i suoi dipendenti. Io non voglio parlare di costi del teatro, ma di investimenti della cultura che devono obbligatoriamente passare per un teatro che è vivo, che sforna cultura e che cresce soprattutto in ambito nazionale, perché ricordo che aderendo al Teatro Stabile del Veneto il teatro comunale entra in un circuito regionale ma soprattutto in un circuito nazionale di altissimo livello, quindi se sarà da mettere mano al portafoglio noi lo faremo. Non sono certamente questi i costi che ci spaventano, perché come dicevo prima qualcuno li reputa costi, noi crediamo che siano degli investimenti fondamentali per la cultura della nostra città. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Treviso. Viabilità trevigiana più volte in tilt negli ultimi mesi è tema da ripensare con urgenza, lo afferma il consigliere del PD Roberto Grigoletto, che definisce comprensibile la protesta la prossima settimana dei residenti di Sant'Antonino contro il Terraglio Est. Mentre tra Comune e Regione continua il confronto sul Terraglio Est, l'associazione Salvaguardia Ambiente Treviso e Casier Onlus chiama i cittadini alla mobilitazione sabato 13 aprile a Sant'Antonino, quartiere che rischia di subire pesantemente in termini di viabilità l'impatto della nuova cittadella della salute, per non parlare della nuova infrastruttura che lo attraverserebbe, anche se con modalità ancora da stabilire. La manifestazione pubblica è in programma in via Famiglia Alberghetti. Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico e residente lui stesso di Sant'Antonino, non si sorprende che la popolazione si prepari alla protesta. I cittadini di Sant'Antonino giustamente non ne possono più di questa situazione. C'è un problema di viabilità, c'è un problema di sicurezza già ora, e pensiamo cosa succederà quando verrà realizzata la cittadella della salute all'USL. E quindi una mobilitazione assolutamente doverosa, in cui si chiederà all'amministrazione di intervenire e di non peggiorare le cose, dicendo quindi stop alla realizzazione del Terraglio Est. Le forze politiche di opposizione a Palazzo dei 300 rimangono convinte che si tratti di un'opera pubblica devastante. Andrà ancora di più a caricare di traffico, oltre che a tagliare in due il quartiere, e ricordiamo che l'unica soluzione, per la quale peraltro vorremmo anche provare a raccogliere delle firme, è quella di invece liberalizzare la 27, l'autostrada. Questo consentirebbe a molti automobilisti che magari prendono anche il PUT come scorciatoia di poter percorrere invece la 27 senza pedaggio, e quindi alleggerire assolutamente il traffico. Liberalizzare la 27 significa rendere inutile un'opera, una ulteriore colata di cemento come è il Terraglio Est. Il presidente Aurelio Gatto lascia il Tribunale di Treviso e va in pensione per lui oggi. Ultimo giorno di lavoro, domani la festa di saluto con giudici e collaboratori. Nulla di deciso ancora riguardo al suo successore alla guida del Tribunale trevigiano. Tra i papabili il ruolo si fanno i nomi del giudice Antonello Fabbro, in forze in questo momento la sezione civile che farà da reggente dopo l'addio di Gatto, e l'ex pubblico ministero Luisa Napolitano, docente alla Scuola Superiore di Magistratura. In questo caso sarebbe un ritorno a Treviso. Adesso le immagini del post che nel pomeriggio ha creato dibattito in rete. Il protagonista è l'ex presidente della provincia Leonardo Muraro, che ha postato questa immagine, questa frase sulla sua pagina Facebook, ricordando oggi un anno esatto alla morte del cane che era stato investito da un'auto che non si era evidentemente fermata, e l'ex presidente della provincia ha augurato a questa persona di fare la stessa fine, quindi un post insomma polemico che ha scatenato il dibattito, molti anche le critiche un po' a questo messaggio per aver esagerato nell'aver augurato la morte a chi ha investito il suo cane, anche però qualche messaggio di appoggio per l'ex presidente della provincia. Adesso a Maser la festa per la campionessa di nuoto Marina Vettoretto.
Niente di Maseri in festa per la sua campionessa, la 25enne Marina Vettoretto, di ritorno da Abu Dhabi, dove ha conquistato 2 medaglie ai mondiali degli Special Olympics. Siamo qui per festeggiare la nostra campionessa Marina Vettoretto. L'affetto di mamma e papà, degli amici, la banda, i volontari del gruppo Festeggiamenti Coste, l'amministrazione comunale e poi la sorpresa della lettera di complimenti inviata alla campionessa dal presidente del Veneto Luca Zaia, eletta dalla consigliera Silvia Rizzotto. Una grande festa per Marina, medaglia d'argento nei 100 metri d'orso e nei 100 metri stile libero, tanto da ricevere anche i complimenti del campione Federico Colbertaldo. L'eco delle tue vittorie mi è giunto fin qua a Bangkok, sono orgoglioso di essere italiano, di essere un tuo paesano e sono veramente orgoglioso di sapere che sei sempre e combatti per noi. Marina, atleta della polisportiva Terraglio di Mestre, che in vasca è scesa per la prima volta a 10 anni per vincere la paura dell'acqua e che ha trasformato il nuoto nella sua passione, tanto da raggiungere il podio mondiale. Sul palco di Coste il grazie dell'assessore allo sport Marco Sartore e del sindaco Daniele De Zen. Innanzitutto i complimenti a Marina per questo splendido risultato sportivo. 2 medaglie agli Special Olympics che ci rendono orgogliosi che sia una nostra concittadina. Avere qui a Maser di questa attività, di questa associazione è per tutti noi motivo di vanto. C'è un piccolo riconoscimento da parte del comune. Vai, va sotto. Ecco qua. Questa è una targa appunto dedicata a te per ringraziare appunto da parte dell'amministrazione, sai, grazie. Un abbraccio collettivo, un entusiasmo travolgente. Si può essere testimoni della vita cittadina anche se si è una famiglia di pennuti? Si può, ce lo racconta Francesco Ceron. Ci sono storie di primo piano che si impongono facilmente all'attenzione di tutti. Ce ne sono altre che, pur essendo vicino ai riflettori, restano nell'ombra. Come questa, Treviso Ponte Dante, esattamente là dove Sile Cagnan s'accompagna, scorre da qualche settimana la vita di una famigliola di folaghe, silenziosa ma incessante come l'acqua del fiume che gli passa intorno. La coppia di uccelli acquatici dal caratteristico piumaggio nero con becco bianco e candida macchia sulla fronte ha scelto di prendere dimora proprio qui, location prestigiosa sicuramente invidiata da molti altri pennuti. Li vediamo all'opera nel primo giorno di primavera, intenti alla faticosa costruzione del nido, rametto su rametto. Bisogna far presto perché la famiglia si sta allargando. E infatti a fine mese le uova covate da mamma folaga si schiudono dando alla luce 5 pulcini, un po' spelacchiati e dal capo rossastro. Per loro è tutta una festa, tra il nido e l'acqua in cui si tuffano continuamente per andare incontro al babbo, instancabile procacciatore di cibo e attento custode del perimetro domestico. Nel frattempo cronache familiari, cronache cittadine si intrecciano. Letteralmente sopra la testa delle folaghe si svolge un processo pubblico e viene dato alle fiamme un enorme pupazzo, incendiato dai sommozzatori con le fiaccole, inattesi ospiti umani nel Sile. Pochi giorni dopo, appena 1 metro al di sopra del nido, passano ben 5.000 corridori, stavolta la Treviso Marathon che bussa alle loro porte. Vicini ma lontani. Le scene di vita familiare all'ombra di Ponte Dante continuano come se nulla fosse. Mangiare, nuotare, sguazzare nell'acqua, crescere. Un piccolo mondo che vive sotto lo sguardo incuriosito di chi passeggiando se ne accorge. E quando mamma folaga decide di sgranchirsi un po' le zampe, si scopre un nuovo tesoro. Presto la famiglia si allargherà ancora. È tutto, vi lascio al meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Una forte perturbazione investe le nostre regioni con condizioni di maltempo nella giornata di giovedì 4 aprile, ma vediamo il dettaglio.
Sul Veneto sin dal mattino avremo rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti e a carattere di nubifragio, in particolare sui settori centro-settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 19 gradi circa. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime comprese invece tra 16 e 18 gradi circa. Maltempo anche sul Trentino Alto Adige, con piogge su tutti i settori e anche di moderata o forte intensità. Temperature minime sui 6 gradi, massime in calo, oscillanti tra gli 11 e i 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.